Ciao, sono Luca Gottardo. Sono qui a trovare Marianna e Giacomo, una coppia che ha realizzato il sogno di una vita. Hanno comprato casa grazie a noi di Gottardo Vivi Casa, quindi oggi scopriamo se sono felici. Andiamo! Eccoli qua! Ciao ragazzi! Ciao Luca, benvenuto, entra pure. Dai, vieni che ce la facciamo, dai. Dai. Grazie! Allora ragazzi, com'è stato fare questo passo? Dai, raccontatemi un po'. Era 2 anni che eravamo in Thailandia e volevamo rientrare in Italia e ci siamo messi a cercare una casa su internet, annunci, ma era davvero difficile trovare quello che volevamo. Infatti volevamo una casa con almeno 3 camere da letto, uno studio, un giardino, una casa grande, quindi ampi spazi e soprattutto nuova, ma trovarla era impossibile. E quindi è là che avete mandato anche un po' la ricerca tuo papà? Sì, là, giusto? praticamente mio papà si è preso l'onere di andare in giro in bicicletta per tutta Treviso, intanto che ha finalmente trovato te e che ci hai trovato questa casa. E com'è? Vi piace? Beh, direi proprio che è come ce la immaginavamo e soprattutto quando mio suocero, suo papà, è venuto da te, la prima proposta l'abbiamo vista, dopo 5 minuti mi hanno detto questa è casa nostra. L'esperienza com'è, visto che tuo papà mi ha visto? Devo dire positiva perché comunque Sì. ci hai seguito dall'inizio alla fine, passo dopo passo e soprattutto sei stato molto serio, trasparente, che Grazie. ci ha dato fiducia sin da subito, sin dalla visita, ma anche dopo quando ci siamo sentiti al telefono e veramente sei stato con noi dall'inizio fino al rogito, ma soprattutto per la parte burocratica Sì, possiamo ci ha dire. dato una mano per fare i conti del garage, per i vari Excel che ci siamo scambiati, quindi no, assolutamente perfetto. Beh, mi fa un enorme piacere intanto perché effettivamente è quello che cerco di fare con tutti i miei clienti, quindi sentirlo da voi è ancora più bello, più emozionante. No, veramente grazie perché questa Sì. la sentiamo davvero casa nostra, infatti una volta viaggiavamo tantissimo in giro per il mondo, Io invece adesso non ho più voglia di alzarmi e di girare, sto così bene qua che non vorrei nient'altro. Sta bene qua, poi con questo divano comodo, devo dire che Esatto, soprattutto il divano che ci convince a rimanere. però avete proprio una bella casa, anche con un bel giardino grande, gli spazi Sì, ci sono, giusti. ci sono. Quindi grazie Luca. Grazie Luca. Grazie a voi, mi fa veramente piacere di avervi supportato in questa avventura, piacevole avventura direi. Quindi grazie. Assolutamente. Grazie. Beh, direi che è andata bene, li ho visti felici, quindi sono contento anch'io, non mi resta che dire missione compiuta.